Lo strano record dell'Akragas sta facendo il giro delle cronache sportive nazionali. La compagine biancazzurra, pur trovandosi in terza posizione, ben lontana 8 punti dalla battistrada Dattilo, è tra le 5 squadre dalla Serie A all'eccellenza a non aver subito l'onda della prima sconfitta stagionale. Delle 5 la Turris, partecipante al torneo di Serie D, è una di queste, mentre le rimanenti 4 militano nei vari gironi di eccellenza. Tra queste c'è l'Akragas con 12 successi e 10 pari, che detiene però e solamente il terzo posto in classifica alle spalle di Canicattì, 2 punti, e Dattilo, le cui distanze sono ben 8. Troppi i pareggi, 10, che stanno determinando una rincorsa difficile per il raggiungimento della sospirata promozione in Serie D. Ma vediamo di conoscere le altre 4 imbattute del torneo di eccellenza. Il comprensorio vairano del torneo molisano, attuale leader della classifica con 16 vittorie e 5 pari. Poi c'è il San Luca, una squadra calabrese, anch'esso in vetta grazie a 12 vittorie e 10 pari. Infine le due siciliane, Paternò e Akragas. La prima partecipa al girone B ed è capolista con 16 vittorie e 5 pari, mentre l'Akragas permane al terzo posto. Alla conclusione del campionato di eccellenza mancano adesso 8 giornate e l'obiettivo dell'Akragas, salvo quello del Dattilo, potrebbe essere centrato solo dai sempre più probabili playoff. Intanto, domani pomeriggio, a partire dalle ore 15, a Palma di Montechiaro l'Akragas parteciperà alla prima Coppa di Carnevale insieme all'FC Gela, che è una squadra militante nel campionato di eccellenza Girone B, e allo stesso Gattopardo di Palma di Montechiaro che milita nel campionato di promozione anch'esso del Girone A. Alle 15 si inizierà con Akragas e Gattopardo, cui seguiranno alle 15:45 Gela Akragas e alle 16:30 concluderanno Gattopardo Gela.